La Castrum Favara espugna il campo di Paternò con un convincente 3-1 e conquista 3 punti pesantissimi che valgono la matematica salvezza. Protagonista del match Nacio Varela, autore di una doppietta dagli 11 metri, mentre la terza rete porta la firma di Tripicchio a segno su azione. I padroni di casa accorciano a loro volta su calcio di rigore, ma non basta per riaprire la partita. Un successo esterno fondamentale per i favaresi, che grazie a questo risultato si assicurano la permanenza in Serie D. Anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero una sconfitta nell'ultima giornata contro l'Enna con il Ragusa che vince, la migliore differenza reti garantisce comunque la salvezza. La cronaca dell'incontro parla chiaramente favarese. Al quinto conquista una punizione al limite per fallo su Varela, Piazza calcia alto sopra la traversa, 2 minuti dopo un'altra occasione per gli ospiti con Varela che ruba palla e serve Piazza, ma la conclusione è ancora imprecisa. Il vantaggio per il Favara arriva al 17esimo, fallo di mano in aria e calcio di rigore trasformato con freddezza da Varela. Nel finale del primo tempo succede di tutto, al 39esimo ancora un fallo di mano in aria e secondo rigore per il Favara trasformato nuovamente da Varela per lo 0-2. Al 44esimo però i padroni di casa accorciano anch'essi sul rigore, penalty causato da Loduca su Scalon e realizzato da Marchetti. Nel secondo tempo il Paternò prova a rientrare in partita, ma al 13esimo arriva il colpo decisivo della Castrum Favara, azione ben costruita da Varela che serve Tripicchio, freddo davanti al portiere per la terza rete. Favara che gioisce per la conquista della salvezza e per la permanenza in Serie D, ma non festeggia. La società, i giocatori, lo staff tecnico, gli ultras e i tifosi tutti hanno dedicato la vittoria a Gabriele Vaccaro, il ragazzo ucciso a Pavia. La festa è rimandata a domenica prossima, dopo il lutto. Pietro Invandino, 95 minuti di sofferenza sotto un gigante all'Ettina, ma il gigante sei tu e la tua squadra quest'anno. Ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 2 mesi. Credo che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Hanno supportato e sopportato tutto lo staff, però loro sapevano che tutto questo lavoro che stiamo facendo era solo per uno scopo, quello di salvaguardare un patrimonio che è la Serie D per Favara e per tutta la provincia di Agrigento. Questo non ci sono dubbi, noi siamo felici, contenti, il nostro pensiero va a Gabriele e alla famiglia Vaccaro. Domani saremo presenti perché credo che questa vittoria va a lui e alla sua famiglia. Siamo contenti, ma contenti tra virgolette, perché credo che abbiamo vissuto un momento e stiamo vivendo un momento drammatico per noi, per questa famiglia, però potevamo solo fare il nostro lavoro e farlo bene per onorare tutta Favara e lo ripeto per questa famiglia che sta attraversando un momento molto delicato. Abbiamo seguito giorno dopo giorno il Favara dal 1° agosto, qual è stato il momento che hai capito che la salvezza diretta era possibile e che quindi ce la potevamo fare? Credo che a Palermo abbiamo dato una grande dimostrazione di una squadra che si voleva salvare a tutti i costi, ma non solo con voglia ma anche con grande qualità, come abbiamo dimostrato. Le ultime trasferte le abbiamo vinte tutte, ci è dispiaciuto solo quella 0-2 a Igea Virtus, se no era un percorso molto importante, però questi ragazzi in 2 mesi hanno fatto 20 punti, non è facile stare sotto ed uscire. Solo gli uomini, i grandi ambiziosi possono trasformare tutta quella, tra virgolette, cacca che abbiamo mangiato negli ultimi mesi, l'abbiamo trasformato in oro. Questo è per noi una grande soddisfazione.